Il PD incalza la regione nella lotta contro il bostrico, un nemico da combattere subito perché a rischio ci sono i boschi e il paesaggio dell'altopiano e non solo. Dopo la mozione presentata dal Partito Democratico a febbraio, il capogruppo PD del Veneto, Giacomo Possamai, torna a chiedere un intervento immediato per risolvere o arginare il problema. Il bostrico è una vera e propria emergenza, è un parassita che rischia di fare più danni di vaglia e di distruggere i nostri boschi più di quanto non ne abbia fatto la tempesta. Per questa ragione serve agire presto, lo chiediamo da tanto tempo alla Regione Veneto, serve in particolare rendere più veloci le procedure di esbosco e quindi gli interventi sugli alberi che sono ammalorati. Serve per questo rendere i comuni soggetti attuatori in modo tale che possano gestire direttamente le procedure e che il tutto possa essere fatto velocemente, perché è tutta una questione di tempo. In alternativa va nominato un commissario, come era avvenuto per Vaia. Di sicuro le cose non possono restare così, ne va dell'integrità dei nostri boschi che già erano stati piagati e piegati dall'emergenza Vaia. È un problema enorme qui in altopiano, ma è un problema in tantissimi territori montani della nostra regione. L'abbiamo presentata in bilancio, ma lo ripresenteremo anche nelle prossime settimane nelle successive discussioni. Serve un intervento forte, serve che la regione prenda in mano la questione.